Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto "Cantate al Signore un canto nuovo". Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è dato, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Per noi è nato un bambino, alleluia, un figlio a noi è nato, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente e misericordioso abbia compassione di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio onnipotente, il Salvatore che è venuto come luce nuova per la redenzione del mondo, sorga per rinnovare sempre i nostri cuori. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo. Figlioli, nessuno vi inganni. Chi pratica la giustizia è giusto come egli, Gesù, è giusto. Chi commette il peccato viene dal diavolo, perché da principio il diavolo è peccatore. Per questo si manifestò il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è stato generato da Dio non commette peccato, perché un germe divino rimane in lui e non può peccare, perché è stato generato da Dio. In questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chi non pratica la giustizia non è da Dio, e neppure lo è chi non ama il suo fratello. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Davanti al Signore che viene a giudicare la terra, giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine. Gloria nei cieli e gioia sulla terra. Alleluia, 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 alleluia.
che molte volte in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo Giovanni stava con 2 dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». I suoi discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Allora Gesù si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei 2 che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni. Sarai chiamato Cefa», che significa Pietro. Parola del Signore. Abbiamo appena ascoltato quasi certamente una pagina autobiografica all'inizio del Vangelo secondo San Giovanni. 2 discepoli del Battista, sentendolo indicare Gesù, lo lasciano e seguono l'agnello di Dio. E Gesù, voltandosi, chiede loro: «Che cosa cercate?» E poi li invita: «Venite e vedrete». Un'esperienza rimasta impressa in maniera così forte nel cuore e nella mente da ricordarne perfino l'ora. Erano le 4 del pomeriggio. E poi la decisione finale di rimanere con quel rabbì misterioso e affascinante. Un evento descritto con poche pennellate, ma che ha cambiato l'esistenza di Giovanni Evangelista e di Andrea. Entrambi, conquistati da quell'incontro, diventano seguaci, discepoli, testimoni e annunciatori contagiosi della realizzazione delle attese del popolo e delle promesse profetiche. Abbiamo trovato il Messia. Un annuncio sconvolgente, non una notizia di giornale che passa inosservata. Abbiamo trovato il Messia, l'atteso preannunciato dai profeti. Noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare il Messia. E questa esperienza è così forte che diventa contagiosa. E il primo destinatario della loro straordinaria esperienza è Simone, figlio di Giovanni, che Gesù
chiamerà Cefa Pietro. Ma dopo di lui quanti altri contagiati dall'amore degli apostoli, appassionato verso Cristo. A catena lungo la storia nei secoli futuri fino ai nostri giorni. Un contagio che dura tuttora. E tutto è partito da quella domanda fondamentale: che cosa cercate? Credo sia un interrogativo che Gesù continua a ripetere anche a noi per scuoterci talvolta dalla nostra routine, dalla nostra quotidianità. Ma che cosa cerchi? Cosa stai cercando nella tua vita? Forse tante cose che pensi possano darti felicità, farti sentire realizzato. Ebbene, anche in questo, anche se non è proprio l'obiettivo della vita, stai cercando Gesù, il solo che può darti tutto ciò di cui hai bisogno, soddisfare la tua sete di vita e di assoluto, la pace con te stesso e con gli altri. E Gesù sta cercando te e ti dice: continua a dire a tutti gli uomini e donne di tutti i tempi: vieni e vedrai. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, sorgente della vera pietà e della pace, salga a te nella celebrazione di questi santi misteri la giusta adorazione per la tua grandezza e si rafforzino la fedeltà e la concordia dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie in ogni tempo e in ogni luogo a te, Padre Santo, Signore del cielo e della terra, per Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui, tua parola vivente, hai creato il mondo e governi con giustizia ogni cosa. Fatto carne, lo hai dato a noi come mediatore. Egli ha detto a noi le tue parole e ci ha chiamati a seguirlo.
è la via che conduce a te, la verità che ci fa liberi, la vita che ci riempie di gioia. Per mezzo di Lui, tuo Figlio, raccogli in una sola famiglia gli uomini creati per la gloria del tuo nome, redenti con il sangue della sua croce, segnati dal sigillo dello Spirito. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli, proclamiamo la tua gloria, ora e nei secoli eterni, cantando con gioia. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle Scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre Clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo Spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito e rendici conformi all'immagine del tuo Figlio. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Francesco, nostro Vescovo Claudio,
con tutti i vescovi, i presbiteri e i diaconi e l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori e le angosce, le gioie e le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle Noemi, Italia, Stefano, che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti di quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te, in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri, il nostro Santo Leopoldo, tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto
io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate laudate omnes gentes, laudate Dominum. Preghiamo. Sostieni, o Signore, con la tua provvidenza questo popolo nel presente e nel futuro, perché con le semplici gioie che disponi sul suo cammino aspiri con serena fiducia alla gioia che non ha fine, per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo, unico pastore della tua Chiesa. Per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Amen. Il Signore sia con voi. Vi accompagni e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, nel nome del Signore andate in pace. O Maria Santissima, o Maria Santissima, dolce Madre di Gesù, stendi il tuo manto sopra la terra, rendi sicuro il cammino